L'autostart ha chiamato i cavalli partecipanti a questa seconda corsa a seguire il suo movimento, quindi li accompagnerà adesso per la curva e poi per la retta, per il lancio. Andiamo a leggere il campo di questa seconda prova del Tommaso Grassi Driver Award 2026, seconda corsa di serata, dotazione di 6.600 metri. Con numero 1 abbiamo Ghilmar Di Ruggi, Daniele Cuglini, 2 Gaber Trio Federico Esposito, 3 Gian Gastone Cla Lorenzo Talpo Junior, Gerris René Legati, Jalapa Sfi Mario Minopoli Junior, Guinness World Amitrano, seconda fila 7 Gattopardo Baldo Simone Mollo, Gloria and Gold Ari Romano Tamburrano, Gran Don Raffaele Ferdinando Pisacane, Giacinto Pax Antonio Greppi. Stacca la macchina, partiti i cavalli, Gian Gastone Cla è già davanti a tutti, prova a seguirlo, in seconda posizione alla corda Gaber Trio e potrebbe essere un'ottima azione perché ovviamente Gian Gastone Cla è appoggiato da tutti quelli che hanno scommesso in questa corsa e quindi potrebbe essere un leader molto attendibile da seguire. Numero 4, 14 e 6, 14 14 e 6, primi 200 metri, viene eliminato René Legati che è di galoppo con il suo cavallo, quindi davanti a tutti abbiamo il numero 3, poi abbiamo il numero 2 di Gaber Trio con Federico Esposito e poi gli altri a seguire con qualcuno che già incomincia a muovere i primi passi a destra. 400 metri, 29,9 servito per percorrerli nel loro intero e mi sembra che qualcosa si muova davvero a destra, soprattutto dal fondo qualcuno si muove in terza ruota. Il primo che arriva però è il numero 5 ed è già Jalappas numero 1 FI. Ghilmar Di Ruggi squalificato, mentre invece viene squalificato Ghilmar Di Ruggi e stiamo per andare agli 800 metri. È il numero 10 di Giacinto Pax che non ha paura di percorrere anche corsie proibitive. Dopo 800 metri è sui primi ma in terza ruota, primi 800 metri in 1, 1 e 4. Conduce sempre Gian Gastone Cla con Lorenzo Talpo Junior. Alla sua destra si è a questo punto palesato chiaramente Jalappas FI. Continua la sua marcia anche Giacinto Pax che adesso prende la schiena del numero 5 Jalappas FI e quindi cerca di rifiatare un attimo dallo sforzo effettuato. 1.16.6 il primo chilometro, ora si accelera e Lorenzo Talpo deve difendersi decisamente dall'attacco di Mario Minopoli alla sua destra. Cambia l'andatura Gian Gastone Cla e mette in difficoltà quello che gli era a destra e quindi recupera la posizione Gaber Trio con Federico Esposito, prova a rimuoversi di nuovo in terza ruota Giacinto Pax, gli altri sono persi per la strada. 14.3 è il parziale che ha fatto la selezione, parziale con cui Gian Gastone Cla è da solo in retta d'arrivo. Lorenzo Talpo conta i metri per arrivare al traguardo e Gian Gastone Cla vince questa seconda prova davanti al numero 2, poi probabilmente il numero 6 di Guinness World riesce a strappare la medaglia di bronzo per questa corsa. 1.14.3, 2.3.4 per i 1660 metri percorsi per vedere la vittoria di Gian Gastone Cla, Lorenzo Talpo Junior per Giuseppe Lombardo Junior, la proprietà del signor Bellesi Neri, e per questo cavallo di 4 anni un castrone da Oro Puro Bar e Ziman che si aggiudica con grande disinvoltura la seconda corsa di questa serata.